Buonasera a tutti Buonasera e a tutti. bentornati sui Colli Ugani, da qua a Petrarca, alla Montanella, con la nostra Biancarosa e Giorgio, per andare avanti col nostro matrimonio, un matrimonio che I dura... sposi si è tornata a viaggio di nozze Sì. e ora è a nonna. Diciamo che sei sposi, il matrimonio è tra le cucine della tradizione padovana e il vino Lessini Durello. Ora, oggi che abbiamo scelto, come sempre diria, un piatto povero, un piatto proprio della vera tradizione veneta, non solo padovana. Forse il piatto più povero in assoluto, perché più povero di cosa non so. Non so molto. Olio e aringa e basta. Se vedi che anche ingredienti è proprio il minimo. Molto Allora, pochi. parleremo della poenta e renga. E ora Arringa, perché arringa. come si dice... Come dire gli avvocati, la ringa. Allora, E ora come si fa qua? andiamo al mercato e compriamo o aringa o il sardeon. E ora Sì. una se da ovi e una se da Ah, latte. ecco, spieghiamo la differenza. Perché è arenga se da latte e se a donna e il sardeon se è il maschio che ha gli ovi dentro. Cosa è meglio? Uno è Se a seconda che uno no, il gusto è sempre, si avvicina molto, non che se problemi. E ora ci apriamo la nostra arenga e la vemo bene e la mettiamo per un giorno sotto latte, che ora e a perde proprio tutto quell'odore del salmastro, del sae. Sì, dei freschini, E- dai, ecco, dai, dei usiamo, freschini. Dopo la ciappiamo e asciughiamo bene e la mettiamo a griglia. Quando che è cotta e spolpiamo e la mettiamo sotto olio d'oliva. Ecco, nel nostro caso che E purtroppo arenga, ancora il vino. ecco, e arenga Colli. più buona se con l'olio appena fatto. Ah. Quello è proprio olio Noveo. noveo. Olio nuovo. Questa Olio è nuovo. una roba che non Ecco, sapevo. una volta mi ricordo che contavo da mia nonna e mi contava che casa sua gli era contadini e gli era in tanti. E ora, come si chi faceva mangiare una renga in tanti? Questo già era il problema. Spiega ai tosi giovani che non sa com'è che si mangiava la poenta e renga una Gli volta. faceva un caliero grande di Tanta poenta. poenta. Tanta poenta, perché chi aveva i campi indaseva col fromenton Sì. al mui e ora farina Tanta gliene poenta. aveva. I taccava con un spago e a renga tacca al lampadario della cucina. In mezzo a In mezzo a toa, che il lampadario gli era sempre in mezzo alla mezzo a cucina. toa. E ritoeva un tocchetto di poenta E là. e tocciava la sua renga. Per giorni E da quanto chi li mangiava tutta la sera. Cioè praticamente noi mangiava a renga, i tocciava il gusto de renga. renga. E adesso che rovesciare robe che se manco puenta è più Più renga più e però cicissimo. non ne mangia più perché dice che i piatti che non incontra e invece va. Te vedrai da qua Dietetici. come che siamo ciappai, in che condizioni se viene fuori da nuovo poenta e renga. Comunque, è un piatto dietetico, perché il gassolo che stanta di olio che te puoi metterlo anche da parte. Non ha nessun tocio che potrebbe far male al colesterolo. È buonissimo. E adesso vi il mostro nostro piatto finito. come che mangiamo. Ecco qua. Abbiamo presentato anche a Puito perché se Certo. vedi gli ospiti E ora casa, te e buttare a poenta là. brustola, se puoi mangiarlo anche con la poenta appena fatta però. Ah. E ha tutte e due le possibilità eventualmente. Che espose moderne che ha a poenta già pronta, io tu al supermercato, E fa anche presto. Anche te vedi adesso queste fettine piccenine così, no? perché ti deve cercare di tocciare, scusa? Allora, il nostro sposo di oggi è Lessini Durello, però di che tipo? Allora, noi, questo è un piatto poverissimo e invece abbiamo messo un vino elegantissimo. Di grande qualità. Un vino di qualità, infatti, perché è un metodo tradizionale, classico. Di conseguenza è un vino che per farlo richiede molta attenzione, bisogna saperlo fare per fare un vino così. Cioè, non che è, differenza che sia tra questo metodo questo qua è, è una spumatizzazione in bottiglia, quindi il mosto viene imbottigliato e la fermentazione avviene in bottiglia. E naturalmente essendoci la fermentazione c'è anche la produzione di feccia, che sono i lieviti che rimangono sulla parte bassa della bottiglia, e questi conferiscono al vino un sapore particolare e naturalmente anche una persistenza nel tempo maggiore rispetto agli altri vini. Tanto è vero, si dice che il vino ottenuto in questo modo con la sua feccia può durare anche 100 anni. Bene. Feccia, me bevo il vino, appunto. invito tutti quanti ad un brindisi
Perché Che come Durello. che dice quelli del Durello, tutto un altro bere. Durello è molto bello. Anche a quello. Invece qua sui colli diciamo sempre la stessa roba. I nonni, i bisnonni, continuava a dirmi chi che lavora Magna. e E chi chi che non lavora magna e e beve. Durello. Durello. Chiaro.